Vedevo che nell'Italia si alzava un fuoco, rivelazioni e visioni di Gesù alla mistica Luisa Picarreta. Salve a tutti carissimi, oggi voglio continuare a parlarvi della mistica Luisa Picarreta, nata e vissuta sempre a Corato tra il 1865 e il 1947. Terziaria domenicana, Luisa Picarreta è stata proclamata serva di Dio perché nel corso della sua vita ebbe tutta una serie di episodi, manifestazioni sovrannaturali, come quello di vedere, di dialogare con Gesù e la Vergine Santissima e di ricevere delle stimmate invisibili. Gesù ha rivelato a Luisa Picarreta molte cose riguardo al futuro dell'umanità e in particolare al futuro dell'Italia. Ecco quanto riportato da Luisa Picarreta nei suoi scritti circa le rivelazioni di Gesù. Ho passato una notte e un giorno inquieta. Fin da principio mi sentivo uscire fuori di me stessa senza che potessi trovare il mio adorabile Gesù. Non vedevo altro che cose che mi facevano terrore e spavento. Vedevo che nell'Italia si alzava un fuoco e un altro si era alzato dalla Cina e che a poco questi due fuochi, unendosi insieme, si confondevano in uno solo. Vedevo una sommossa, un tumulto, vedevo gente che periva in questi sconvolgimenti generali. Figlia mia, mi disse Gesù, i castighi che sto mandando sono niente ancora a confronto di quelli che stanno preparati. E mentre ciò mi diceva, innanzi a me vedevo tante persone infettate da malori contagiosi che morivano. Io sono stanco per le nefandezze di coloro che si sono consacrati a me, che dovrebbero vivere per me e invece si servono delle cose sante per offendermi. È il mio dolore più acerbo, è il peccato più esecrabile, è l'impronta della totale rovina che attira le più grandi maledizioni e spezza qualunque comunicazione tra il cielo e la terra. Il tuo Gesù, oh Luisa, non fa altro che piangere di queste, più che Gerusalemme sconvolta. Mia figlia buona, ahi, la volontà umana. Essa guerreggia il Dio e guerreggia se stessa. Le armi che muove contro il suo creatore feriscono se stessa e la sua anima resta come un corpo fatto a branelli innanzi a Dio. Ogni atto di volontà umana la divide dal suo creatore, dalla sua santità, dalla sua fortezza e potenza, dal suo amore ed immutabilità. Senza la mia divina volontà,
diventa la creatura come una città assediata che i nemici costringono a morire di fame e a martoriarla in tutte le membra, con questa differenza che i carnefici che le strappano le membra non sono altro che la sua volontà, non sono i nemici che la tormentano, ma lei stessa si fa nemica di se stessa. Se tu sapessi il dolore che sento quando vedo le anime fatte a brandelli, ogni atto della vostra volontà è di una divisione che forma tra voi e Dio, è uno spostarsi dalla bellezza della sua creazione, è un raffreddarsi dal vero e puro amore, è smarrirsi dalla sua origine, è un prepararsi se la volontà precipita nel mal grave o un inferno anticipato o un purgatorio se il male è leggero. La volontà umana è come la cancrena al corpo che tiene virtù di far cadere le carni a brandelli e di deformare la bellezza della creatura. Povere anime senza la mia volontà divina, perché essa sola tiene la virtù unitrice che unificando tutto insieme, il pensiero, il desiderio, l'affetto, l'amore, la volontà umana, dà la bella forma unitiva all'anima della creatura. Invece senza della mia volontà il pensiero vuole una cosa, la volontà un'altra, il desiderio ne vuole un'altra, l'affetto un'altra, in modo che si dibattono tra loro, si arruffano, si dividono. Ah, non avrete mai pace né unione senza la mia volontà. Manca chi riunisce le vostre parti divise e manca chi vi rende forti contro tutti i mali che possono insorgere. Perciò il tuo Gesù non fa altro che piangere sulle rovine di queste, più che Gerusalemme sconvolta, che invece di riconoscere il loro Messia lo disconobbero e gli diedero la morte. Così la mia volontà viene disconosciuta mentre sta in mezzo a loro e il loro e formano delle loro piccole anime, delle città sconvolte che mi costringono a farmi ripetere la minaccia che di loro non rimarrà pietra sopra pietra, perché senza della mia divina volontà sono cittadelle senza re, quindi non hanno chi le protegga, né chi le difenda, né chi somministri loro gli alimenti necessari per fare il bene e per non farle rotolare e avvizzire nel male. Ed io, figlia mia, io piango sulla loro sorte e prego che riconoscano la mia volontà, l'amino e la facciano regnare. E tu, figlia mia, prega insieme con me